Sono veramente lieta di essere qui con voi e di poter condividere una riflessione molto importante che state facendo. Porto i saluti della Commissione Sanità del Senato, ma anche della Commissione bicamerale per l'infanzia, di cui faccio parte, nell'ambito della quale molte volte in corso di audizione abbiamo avuto modo di constatare il ruolo che voi ricoprite e l'importanza dei vostri interventi sia a sostegno e tutela dei nostri piccoli, ma anche delle loro famiglie e comunque, come veniva prima evidenziato, a tutela anche dell'istituzione nel momento in cui si trova a dover affrontare delle tematiche, delle problematiche abbastanza delicate nonché importanti. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che sono stati fatti, che richiamano alla situazione attuale in campo sanitario. Il patto per la salute, prima mentre attendavamo l'inizio dei vostri lavori abbiamo fatto anche una riflessione, così pur parlé, sullo stato dell'arte rispetto ad alcuni provvedimenti, alcuni disegni di legge che sono nati e dovranno proseguire nell'ambito della Commissione Sanità del Senato e che vi vedono coinvolti in maniera abbastanza importante e io direi anche significativa per porre fine, auspichiamo e speriamo, ad alcune ambiguità di posizionamento in termini, come dire, di relazioni fra i ministeri vigilanti e quindi che possono impattare anche sulla migliore definizione del vostro ruolo e delle vostre funzioni. Volevo richiamare un paio di concetti che mi sembrano importanti e che comunque riporterò dopo il dibattito, di cui mi farò parte veramente significativa con il dottor Proia per poter riportare in commissione. Cioè sono state dette alcune cose importanti. Innanzitutto il significato che vogliamo dare al patto per la salute, un accordo, un impegno che le istituzioni hanno e vogliono avere con i cittadini. Un accordo e un impegno che deve essere condiviso, che va verificato nella sua attuazione e che va verificato anche tenendo conto, come veniva prima detto, della non facile trasposizione di quello che è l'impegno di tipo non solo professionale e culturale ma anche etico che voi avete, la difficoltà a trasferire i risultati di questo vostro impegno in dati quantitativi, ma secondo me in realtà, siccome ci stiamo tutti muovendo nella logica di andare a definire obiettivi e andare a verificare gli esiti che sono stati raggiunti rispetto agli obiettivi posti, beh allora tutto diventa più fattibile, secondo me più facile, anche perché si dovrà poter ragionare su quanto un'equipe multiprofessionale, multidisciplinare, anche questo veniva riportato e citato, sarà in grado di far raggiungere ai fruitori delle, come dire, competenze e prestazioni di tutti i professionisti. E allora anche qui io mi permetto di fare un invito. Credo che non sia assolutamente discutibile l'impatto che la vostra competenza professionale ha sul buon andamento dei processi di cura e di assistenza, soprattutto in una fase storica come questa, in cui sappiamo bene qual è l'orientamento e l'andamento non solo epidemiologico ma anche demografico e sappiamo anche bene quanto le difficoltà che tutti abbiamo, ma soprattutto in particolari momenti della vita, quando siamo coinvolti in alcune situazioni patologiche, le difficoltà che il soggetto colpito, ma anche tutta la famiglia e tutta la rete parentale che ruota attorno ha. Quindi l'importanza e il ruolo che voi ricoprite in questi processi. Ma io vorrei lanciare un'altra, come dire, un altro messaggio. Patto per la salute, risposta ai bisogni dei cittadini attraverso una relazione stringente, interprofessionale di tipo orizzontale dove i diversi professionisti lavorano insieme per. Beh, in una situazione come questa io credo che nell'equipe debbano essere presenti psicologi, ma non solo per i pazienti, ma per i professionisti. Io credo che questa sia una cosa su cui forse va fatta una riflessione importante anche da parte vostra per poter offrire degli spunti di riflessione. Io credo che sarebbe molto importante
si lavora in maniera... Io sono infermiera, al di là del fatto che in questa fase storica pro tempore sono senatore della Repubblica e so bene l'importanza di poter contare su un supporto e su un aiuto culturalmente importante nel momento in cui un'equipe, per poter mantenere i ritmi, come purtroppo adesso si dice, di produzione, per poter dare comunque risposte, per poter tenere fede al contingentamento delle degenze, ai tempi di degenza sempre più brevi, alle necessità di poter dialogare con i familiari e con gli altri professionisti, al poter dare un supporto, una risposta nella logica, come veniva detto correttamente, dell'atmosfera psicologica che deve essere attivata quando si ragiona, si parla, si cura, ci si prende carico delle persone, deve esserci. Ecco, io credo che questa dimensione vada assolutamente presidiata e portata come progetto e come obiettivo da poter raggiungere. Potremmo tutti avvalerci delle reciproche competenze, ma soprattutto potremmo avvalerci di quel supporto che con la vostra competenza siete in grado di garantire e di dare, in modo che tutta l'equipe riesca a muoversi in un certo modo, nel chiedere consenso, nel dare risposte, nel sostenere, nel supportare, nell'accompagnare anche la terminalità di vita. Non sono cose che si apprendono nei processi formativi scolastici, ancorché accademici, sono cose che si apprendono durante il corso della propria esperienza, che vanno maturate, ridiscusse e ridefinite grazie anche all'impegno e alla appunto competenza che voi potete dare in questo campo a un'equipe di cura e di assistenza. Ancora credo che sarà necessario un supporto di tutti i professionisti che operano in ambito sanitario per fare in modo che il patto per la salute, che è un buon patto, trovi però compimento, perché al momento attuale, l'abbiamo più volte evidenziato in commissione, chiamando in audizione non solo il sottosegretario della sanità ma anche il ministro, ma anche altri, altre figure importanti per la realizzazione del patto, abbiamo più volte appunto chiamato in audizione per sottolineare come sia importante che si dia compimento a quello che lì c'è scritto, che in realtà ad oggi difetta in sue molte parti. E allora umanizzare significa mettere insieme queste figure professionali, queste risorse, in modo da dare davvero ai nostri concittadini un riscontro che sia quello che loro giustamente si attendono da un sistema come il nostro sanitario, che ha buoni percorsi, buoni risultati, ma che potrebbe averne ancora di più in questi termini che voi oggi affronterete, di cui davvero vorrò anch'io, per portare in commissione i risultati del vostro convegno, dare un supporto perché questi aspetti trovino realizzazione. Per cui grazie per l'invito, vi auguro uno stupendo lavoro, il clima mi sembra ottimo, d'altra parte cos'altro aspettarsi da voi se non un buon clima di lavoro, e quindi, come dico, io non riuscirò a seguire tutto il vostro convegno, ma mi farò parte garante di poter portare i risultati che voi oggi col vostro dibattito riuscirete a definire. Grazie ancora e buon lavoro.